Pennica, lei da tempo che sollecitava un confronto con Marco Zambuto, oggi c'è stato, però non nelle emittenti televisive locali. No, non c'è stato un confronto. La RAI ci ha invitato 10 minuti a poter parlare dei programmi. Ho visto un certo imbarazzo in Zambuto quando ha dovuto affrontare il problema del piano regolatore generale. Si sa, lui è in conflitto di interessi, l'ho detto più volte. Io invito al confronto Zambuto per poter dire chiaramente se il suocero ha degli interessi sul piano regolatore generale. Ma lui si sottrae. Allora io mi rivolgo alla città, ai cittadini e dico: fate pressione, stampa libera, tutti coloro i quali vogliono farsi un'idea, datemi la possibilità di confrontarmi con il sindaco uscente, se ha operato bene, se non ha conflitti di interessi sul piano regolatore generale, se è vero che non ha ricevuto avvisi di garanzia, se è vero che la nostra impostazione di città è alternativa, diciamolo pubblicamente, mettendo magari da parte tutti i personalismi, parlando soltanto di programmi. Ma per quale ragione in democrazia il sindaco uscente si sottrae al confronto? Fate le vostre valutazioni. Oggi Giuseppe Arnone ha annunciato di appoggiare ufficialmente la candidatura al ballottaggio di Marco Zambuto. E qual è la novità? Io l'ho sempre detto. Chi vota Zambuto recupera all'area della politica Arnone. Siccome Arnone sa che a 3 giorni dal voto il suo appello non sarà determinante perché Zambuto ormai si sente sindaco, sappiano gli agrigentini che chi voterà Zambuto avrà ad ottobre Arnone in giunta, perché il dottore Vittorio Messina è incompatibile con la carica di presidente della Camera di Commercio, sarà costretto a dimettersi ed entrerà quell'Arnone bocciato dalla città che Zambuto recupera alla politica. Io sono alternativo a Zambuto e sono alternativo ad Arnone. Chi non vuole Arnone dentro il Palazzo dei Giganti non può che votare Pennica.